benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Omicidio a Palermo, un sedicenne uccide un uomo di 69 anni fracassandogli la testa al villaggio Santa Rosalia. Costituitosi ha detto di essersi difeso da un'aggressione sessuale della vittima, una versione che non convince gli investigatori. Sferacavallo caccia le armi utilizzate per le continue intimidazioni mafiose ai commercianti e mentre spunta un video con una delle sventagliate a colpi di Kalashnikov, i 5 Stelle chiedono al prefetto un presidio di polizia permanente nel borgo alle porte di Palermo. Peppino Impastato, 48 anni dopo, Cinisi ricorda il giovane attivista che denunciava con coraggio la mafia, ucciso per vendetta da Cosa Nostra. Il mandante del delitto, Gaetano Badalamenti, condannato all'ergastolo, abitava a 100 passi da casa Impastato, come ricorda il celebre film di Giordana. A Zaci Castello, per i danni del ciclone Harry, l'amministrazione ha dato il via a interventi tampone sul lungomare Scardamano e i residenti al nostro microfono dicono che il rischio è che dei rattoppi diventino definitivi. Catania, un nostro servizio denuncia sullo stato di abbandono di una nuova piazza, solleva un interrogativo. Chi l'ha intitolata a Rosa Balistreri? Perché l'amministrazione comunale non era al corrente? Musica e Tiro Mancino arrivano in Sicilia con il Quando meno me l'aspetto tour. Grande ritorno della band di Federico Zampaglione a Catania venerdì 15, a Palermo sabato 16. Calcio, il Palermo perde 2-0 a Venezia, adesso la formazione di Inzaghi attenderà la vincente di Catanzaro Avellino per la semifinale playoff, andata domenica 17, ritorno al Barbera il 20 maggio. Serie C, Catania, ultimi giorni di ritiro a Veronello, in chiave playoff sarà importante ritrovare i numeri difensivi che hanno caratterizzato gran parte della stagione. Bentrovati, omicidio al villaggio Santa Rosalia di Palermo. Un sedicenne ha confessato di aver ucciso a colpi di spranga un vicino di casa raccontando di essersi difeso da avance sessuali. Ma la versione del giovane non convince gli investigatori. Maglio Viola. Ha ucciso il vicino di casa con uno o più colpi alla testa inferti con un tubo di metallo. Poi si è presentato in questura intorno a mezzanotte per confessare, raccontando di essersi difeso da un tentativo di aggressione sessuale. Un ragazzo di 16 anni si trova alla squadra mobile di Palermo dalla scorsa notte, reo confesso dell'uccisione di Pietro De Luca, 69 anni. Ma la sua storia, raccontata agli inquirenti, non convince gli investigatori. De Luca è stato assassinato nella sua casa in via Buonpensiere, un'area semirurale. Al casolare si arriva attraverso un cancello verde, ma bisogna poi attraversare un sentiero intorno alla proprietà, un'area decisamente isolata e distante dalla strada. Il ragazzo ha raccontato di essere andato a casa del vicino che gli avrebbe fatto avance sessuali e di essersi difeso colpendolo alla testa. Gli inquirenti hanno trovato il cadavere dell'uomo in casa, come raccontato dal minorenne, ma secondo il medico legale la morte risale ad almeno la mattina precedente, 12 ore prima rispetto al racconto del ragazzo. Durante l'intera giornata dal telefonino della vittima sarebbero partiti una serie di messaggi SMS indirizzati alla moglie, messaggi che gli inquirenti sospettano siano un vero e proprio depistaggio. Sono in corso indagini sul possibile movente reale e rilievi di polizia scientifica e medico-legali nell'abitazione. L'inchiesta affidata alla squadra mobile è coordinata dalla Procura dei minori di Palermo. A Ramacca, nel Catanese, un barista di 20 anni è stato accoltellato al termine del suo turno da un 17enne. L'aggressione, hanno ricostruito i carabinieri, è avvenuta dopo una lite nata per una richiesta di 60 euro per il danno a uno scooter. Il giovane è stato ferito al fianco, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il minorenne è stato denunciato. Sferacavallo è caccia al Kalashnikov utilizzato nelle continue intimidazioni mafiose. Non si esclude possa far parte dell'arsenale della cosca dell'anziano boss Lo Piccolo, arsenale mai ritrovato. Intanto i 5 Stelle chiedono al prefetto di Palermo un presidio di polizia permanente nella borgata. Maglio Viola.
Bottiglie incendiarie e Kalashnikov, è un mix letale quello entrato in azione ormai da 6 o 7 mesi fra Sferracavallo, Tommaso Natale e nell'intera area del mandamento mafioso di Resuttana San Lorenzo a Palermo. Le forze dell'ordine hanno imboccato una pista precisa per le indagini grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, fra cui il video del danneggiamento a colpi di mitra nei confronti di un'auto rimessa lo scorso 9 di aprile. Gli inquirenti sono alla ricerca di un arsenale che rappresenta forse un mito di Cosa Nostra, le armi del clan Lo Piccolo. Nonostante la condanna degli anziani boss della famiglia, i Kalashnikov che costituivano quell'arsenale del gruppo armato di San Lorenzo, secondo i racconti dei pentiti almeno, non sono mai stati trovati. Intanto i cittadini chiedono più sicurezza. Ieri pomeriggio il Movimento 5 Stelle ha incontrato il prefetto di Palermo. Abbiamo chiesto un rafforzamento immediato dei controlli e l'istituzione di un presidio stabile delle forze dell'ordine nella borgata. Abbiamo trovato nel prefetto dottor Mariani grande sensibilità, ascolto e attenzione concreta. Il prefetto si è già attivato per avviare le necessarie valutazioni. È un segnale molto importante. Lo Stato è vicino ai cittadini di Sferracavallo. Nel frattempo serve il rafforzamento dei controlli interforze, visto che i commissariati più vicini si trovano a Pallavicino e a Mondello e la stazione dei Carabinieri, ancora più distante forse, a Isola delle Femmine. Peppino è impastato 48 anni dopo. Oggi Cini si ricorda l'eroe dei 100 passi che denunciava senza sosta la mafia, ucciso per vendetta da Cosa Nostra. Era il 9 maggio del 1978. Il mandante, Tano Badalamenti, finito all'ergastolo, aveva inscenato un falso attentato alla ferrovia per depistare le indagini. Marco Gullà. Il 9 maggio di 48 anni fa, mentre l'Italia era sotto shock per il ritrovamento a Roma del cadavere di Aldo Moro, a Cinisi, in provincia di Palermo, Peppino Impastato moriva a 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una carica di tritolo posta sotto il suo corpo, adagiato sui binari della ferrovia. Ucciso per le sue denunce contro Cosa Nostra, si ribellò al sistema mafioso con coraggio e ironia, denunciando l'attività dei boss a Cinisi, in particolare quella di Tano Badalamenti. Lo fece attraverso la radio libera che fondò nel 1977, Radio Out. Cini si ricorda Peppino Impastato con diverse manifestazioni. Questa mattina presidio davanti il casolare dove l'attivista fu ucciso. Lo ricordano così i suoi amici. Peppino era stato ammazzato dalla mafia in un modo barbaro. La mafia in genere quando vuole ammazzare qualcuno gli spara oppure lo fa scomparire. Peppino era diverso, Peppino era un militante politico e come tale a quei tempi doveva comparire come un terrorista. Quindi fatto saltare in aria e fare tutta la messiscena del terrorista che vuole fare saltare i binari. E poi c'è anche chi la sera prima dell'omicidio si trovava proprio in compagnia di Peppino Impastato. I comuni siciliani ancora alle prese con i danni del ciclone Harry. Ad Aci Castello, nel catanese, l'amministrazione ha dato il via a interventi tampone sul lungomare Scardamiano. I residenti ai nostri microfoni dicono il rischio che dei rattoppi diventino definitivi. Emanuela Corsi. Ci vuole del tempo, vediamo se ce la fanno, ma non ce la fanno. È corsa contro il tempo nei comuni del litorale ionico pesantemente danneggiati dal ciclone Harry per ripristinare le aree colpite dalle mareggiate e salvare la stagione estiva. Qui siamo sul lungomare Scardamiano di Aci Castello, che si presenta ancora così. Circa 1 chilometro di strada è ancora interdetto. L'amministrazione ha stanziato più di 400.000 euro di fondi per interventi di somma urgenza iniziati a fine aprile che però non convincono i residenti. Vorrei essere rassicurata sul fatto che questi lavori di ripristino che sono di rattoppo, si vede anche il cemento al posto del basolato, le ringhiere, questo è il lungomare dei muretti, non è il lungomare delle ringhiere, quindi che venga ripristinata l'architettura originaria e vorremmo essere rassicurati su un intervento di riqualificazione fatto a dovere. La situazione in questo momento è ancora molto critica e soprattutto per la zona questa che c'è alle mie spalle del vecchio depuratore che è rimasto insomma così devastato.
Poi c'è anche un problema igienico-sanitario. In tutta l'area vige il divieto di balneazione a seguito dello sversamento di reflui fognari dalla stazione di sollevamento del lungomare Ciclopi e l'odore di fogna è forte. Tutta l'estate ci sono 40 gradi, anche più in estate, siamo con le finestre chiuse, perché aprire le finestre è impossibile. Nonostante i divieti, gli stabilimenti hanno iniziato i lavori in vista della stagione estiva. In mancanza di una progettualità, la paura è che uno dei lungomari più belli della costa rischia di rimanere definitivamente così. L'amministrazione penso che sicuramente si deve adoperare per un progetto di riqualificazione del lungomare. E i suoi paradossi. Un nostro servizio denuncia sullo stato di abbandono di una nuova piazza solleva un interrogativo. Chi l'ha intitolata a Rosa Balistreri? Perché l'amministrazione comunale non era al corrente? Tonino De Mana. Allora, ma che bella questa piazza, ma dove ci troviamo? Veramente non glielo so dire, non so neanche il nome perché non esce neanche nel navigatore. Non so da dove derivi la denominazione Piazza Rosa Balistreri perché non si chiama così per quel che a me risulta. In realtà non lo sa nessuno da cosa derivi il nome di questa piazza, chi l'abbia intitolata Rosa Balistreri e perché persino l'amministrazione comunale di Catania non era al corrente. Il mistero è servito, l'unica certezza sono questi due improvvisati cartelli che rendono un tributo alla cantantessa siciliana, almeno così si vince. Non c'è stata nessuna comunicazione per dare un nome a questa piazza, quindi io la definirei Piazza X. Questa in teoria non ha mai avuto un nome, questa piazza. La commissione toponomastica non si è mai riunita per assegnare un nome a questa piazza, quindi ci sembra incredibile che qualcuno abbia così intitolato la piazza. Dal giallo della piazza al verde fino a mercoledì talmente rigoglioso da ricoprire ogni cosa. È bastato un nostro servizio denuncia per ricordarsi non tanto il nome ma che quella piazza in fondo andava anche curata. In questa città le questioni ordinarie, gli interventi ordinari diventano straordinari. Da anni denunciamo la carenza di personale. Ripulirla non è stato facile, non tanto per le difficoltà logistiche, ma per la mancanza di personale e in particolare di giardinieri. I giardinieri del comune di Catania sono 4 o addirittura 10, ma poco cambia. Negli anni 90 quanti erano? Negli anni 90 circa 100 giardinieri. Ora bisognerà mantenere in ordine la piazza, ma quale? E qui Piazza Balistreri? Ancora a Catania, la comunità di Sant'Egidio festeggia i 58 anni. Celebrazione in cattedrale, l'arcivescovo Renna dice le scuole di pace sono luoghi dove si realizza il disarmo. Orazio Longo. Il popolo di Sant'Egidio, come viene indicato, gente di ogni età e condizione sociale insieme a senza fissa dimora, anziani, rifugiati. I 58 anni della comunità sono stati festeggiati a Catania, in cattedrale, a presiedere la celebrazione religiosa il vescovo Renna. Un anniversario che corre in un periodo particolare della storia mondiale, dove la ricerca della pace rimane punto nevralgico della politica internazionale. La comunità di Sant'Egidio ha sposato il Vangelo della pace da sempre, anche con delle missioni particolari. Penso a tutte le trattative fatte alcuni anni fa nel Madagascar ed è per questo motivo che Papa Francesco aveva affidato al Cardinal Zuppi, che dalla comunità di Sant'Egidio proviene, anche un dialogo in un momento in cui la pace cominciava a franare. Le scuole di pace penso che siano i luoghi nei quali si realizza quel disarmo dei cuori che ci porta poi a pensare diversamente anche alla pace al mondo intero. Una presenza costante quella di Sant'Egidio a Catania in una Sicilia piena di emergenze. Una terra in cui Sant'Egidio arriva nel 94, in un Vangelo che porta anche il carisma di Sant'Egidio in tanti luoghi e che in qualche modo negli anni ci ha preparato per esempio alla grande sfida dell'accoglienza. E poi c'è il tema della corruzione, che è una delle piaghe della nostra terra, che dobbiamo con energia mandar via dalle nostre dinamiche di cittadini. E allora a partire dall'esperienza delle piccole scuole della pace, le scuole in cui bambini italiani, stranieri, cristiani, musulmani allontanano il muro della divisione della cultura, della religione differente o del razzismo, ecco, imparando dai più piccoli a stare insieme allontaniamo ciò che divide. E come ogni fine settimana torna Il Punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti, che oggi si occuperà dei nuovi equilibri della giunta regionale dopo il rimpasto di Schifani e l'ingresso di 3 nuovi assessori, ma soprattutto racconterà delle alleanze variabili nei comuni impegnati nelle amministrative con vista sulle elezioni regionali del 2027. Tra gli ospiti parlamentari Valeria Sudano della Lega
e Davide Faraone di Italia Viva. Poi i deputati regionali Cateno De Luca, Nuccio Di Paola, Giuseppe Lombardo. Nell'anteprima una gustosa intervista all'attrice Rory Quattrocchi, premiata con il David di Donatello come migliore attrice del 2026 per il film Gioia Mia. Appuntamento alle 14.30 su Telecolor, domani alle 14 su questa rete. A Niscemi il museo civico diventa accessibile anche ai non vedenti e agli ipovedenti grazie a percorsi tattili, pannelli in braille, applicazioni audio, tecnologie immersive. Un progetto nato dalla collaborazione tra Comune, Unione Italiana Ciechi e Museo Civico Gerri Italia. Al Museo Civico di Niscemi è stato presentato ufficialmente il nuovo percorso sensoriale pensato per non vedenti e ipovedenti, mappe tattili, riproduzioni in 3D, descrizioni audio e tecnologie immersive che permettono di vivere il museo anche attraverso il tatto e l'ascolto. Un progetto nato dalla collaborazione tra Comune di Niscemi, Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, Museo Civico e Stamperia Braille di Catania, con l'obiettivo di trasformare il patrimonio culturale in uno spazio realmente aperto a tutti. Le istituzioni, il territorio si è messo insieme e da questo è un punto di partenza dove la cultura è di tutti, è uno spazio dove non si dice che è di alcuni ma è veramente di tutti. Il percorso accessibile utilizza un'applicazione collegata ai diversi ambienti del museo capace di restituire contenuti audio dettagliati. Accanto alla tecnologia anche pannelli in braille e riproduzioni tridimensionali consentono ai visitatori di percepire forme e oggetti esposti. È un progetto a cui abbiamo creduto sin dall'inizio e che ha visto coinvolti diversi partner. Grazie a loro abbiamo reso veramente il nostro museo, la nostra struttura aperta veramente a tutti. Un'iniziativa che per Niscemi assume anche un valore simbolico. Dopo mesi difficili segnati dall'emergenza frana, il progetto diventa anche un segnale di ripartenza e di rilancio del territorio attraverso cultura e inclusione. È un allestimento importante in un momento importante per la nostra comunità, segno anche della ripartenza e quindi siamo soddisfatti. Mi piace pensare che oggi abbiamo fatto una cosa doverosa e giusta. A Niscemi così il museo cambia volto e diventa esperienza condivisa, perché la cultura oggi più che mai è davvero universale solo quando nessuno resta escluso. A Siracusa conclusi i lavori di restauro della facciata della cattedrale. Dopo quasi un anno il barocco torna a splendere, illuminato da sole e fotografato in continuazione da siracusani e turisti. Francesco Aloi. Sicuramente è la prima, architettura che salta agli occhi quando si accede a questa piazza. Da così a così. Il ponteggio adesso non c'è più. Eccola la facciata della cattedrale dopo i lavori. Alcune foglie d'accanto lamentavano alcuni problemi di stabilità. Quasi un anno di cantiere con i turisti che per mesi non hanno potuto ammirare tutto ciò, ma era necessario. Principalmente è stato un intervento rivolto alla sicurezza e al consolidamento e comunque alla tutela del bene e ovviamente poi le operazioni di pulizia. Così, con i fondi del PNRR è stata data nuova luce alla facciata barocca di quello che in origine era il Tempio di Atena. In base alle dominazioni, nel corso dei secoli, qui ci fu anche una moschea. Da 25 secoli da questo luogo gli uomini elevano al cielo le loro preghiere e da almeno 16 secoli che c'è il culto cristiano, quindi già questo può dare una dimensione dell'impegno che comporta la custodia, la conservazione, il recupero e i restauri. Poco tempo fa è stato portato alla luce il crepidoma del lato meridionale, ma opera non da poco è stato anche il restauro della sacrestia Torres, prima chiusa alle visite. Tanti particolari che uniti rendono questa cattedrale unica. Davvero bellissima. Adesso la musica. I Tiro Mancino arrivano in Sicilia con il Quando meno me l'aspetto tour. Grande ritorno della band di Federico Zampaglione, a Catania venerdì 15, a Palermo sabato 16. Desiree Ferlito. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica.
C'è una musica che non passa, che resta, e quando torna lo fa con ancora più forza. I Tiro Mancino riaccendono le emozioni e scelgono ancora una volta il teatro, il luogo più intimo per incontrare il pubblico. Dopo il successo del tour celebrativo dei 25 anni della descrizione di un attimo, la band guidata da Federico Zampaglione annuncia Quando meno te l'aspetti tour, un nuovo viaggio musicale che attraversa l'Italia e arriva anche in Sicilia. È sempre bello suonare davanti al pubblico siciliano perché è un pubblico stimolante, un pubblico esigente, però anche molto caldo e comunicativo. È amore impossibile quello che mi chiedi. 2 tappe attesissime, il 15 maggio al Teatro Metropolitan di Catania e il 16 al Teatro Golden di Palermo. Ogni brano è un pezzo di strada, un'emozione vissuta e poi consegnata alla musica. È un concerto molto dinamico, un concerto che ha dei momenti più tirati, più rock, più ispirati al blues anche. E poi ci sono dei momenti più intimi. Uno spettacolo intimo, impreziosito da un quartetto d'archi con una scaletta che unisce passato e futuro, dai grandi classici come Due destini e Per me importante fino ai nuovi brani dell'album. Sono riuscito a fare di una grande passione un mestiere, questo mi emoziona tutte le volte che ci penso. Un ritorno che non è solo musica, ma consapevolezza, gratitudine e passione. I miei pensieri fanno a botte una speranza scema che non smette. È il momento della nostra pausa per il calcio, subito dopo il cammino verso i play-off di Palermo e Catania. State con noi. Il Palermo chiude con una sconfitta indolore a Venezia, 2-0 per i lagunari nell'ultima giornata di campionato. Dopo un ottimo primo tempo con un palo e una traversa colpiti da Ledu Arona e Palumbo, nella ripresa gli uomini di Stroppa cambiano ritmo e vincono il match. Adesso per i siciliani inizia l'attesa per i play-off. Marco Gullà. Una sconfitta che non fa male, ma che deve comunque far riflettere sullo stato di salute della squadra in vista dei play-off. Il Palermo nell'ultimo atto del campionato perde 2-0 a Venezia, già promosso da una settimana in Serie A. Adesso la formazione di Inzaghi attenderà la vincente di Catanzaro Avellino per giocare la semifinale play-off, andata domenica 17 maggio, ritorno al Barbera il 20 maggio. Tornando alla gara di ieri, il Palermo ruggisce subito, Ledu Aron colpisce il palo da buona posizione, poi è Palumbo a timbrare la traversa, grave movimento in aria e palla che non entra dopo la grande parata di Stankovic. Rosa sfortunati, Venezia che attende ma che non morde, nella ripresa però cambia tutto, lagunari che hanno bisogno della vittoria per tornare primi in classifica dopo il vantaggio del Frosinone e allora è Doumbia a trovare immediatamente la rete dell'1-0. Ecco allora che il Venezia schiaccia il rosanero e inizia a fare la conta dei pali. Prima la traversa di Lauperbach, subito dopo altra traversa del Venezia. Chiche Perez di testa centra il legno. Ceccaroni intanto si divora la palla del pareggio alzando di testa da ottima posizione. Chance sprecata. Poi Compagnon, altro palo e nel finale sempre lui sigla la rete del 2-0 che chiude il match. Per il Palermo serata amara, c'è tempo per rifarsi. Ai playoff vietato sbagliare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo dovevamo segnare, se non fai gol poi dopo nel secondo tempo il Venezia è venuto fuori e ha meritato di vincere, però mi tengo la prestazione. Adesso è chiaro che nel secondo tempo la testa è andata un po' a domenica, adesso dobbiamo fare dei grandi playoff e andarci a prendere quello che sappiamo. Il Catania affronta gli ultimi giorni di ritiro a Veronello e fra poco più di una settimana ci sarà l'esordio nei playoff, quando servirà anche ribadire i numeri difensivi che hanno caratterizzato la stagione. Marco Carli. L'importanza di avere una difesa granitica. Il Catania ha mantenuto la migliore retroguardia del girone, 25 reti subite. Solo il Benevento promosso è vicino ai rossazzurri, 28 reti al passivo. Le altre, compresa la Salernitana, sono a distanza siderale.
Se si guarda dentro le cifre si nota una differenza sostanziale fra la media dei gol subiti fino alla 32esima giornata, quando il Massimino era un fortino totalmente inviolato. I rossazzurri avevano raccolto in fondo alla propria rete solo 18 palloni, poco più di mezzo gol a gara. Nelle ultime partite, considerando anche la parentesi Viali, i dati sono diversi. Dalla 33esima, quando cioè col Casarano gli etnei hanno subito la prima rete in casa, la media dei gol presi a partita è salita a 1,16, fino a raggiungere il gol e mezzo a gara nelle ultime 4. I numeri da soli non spiegano tutto, ma quando Toscano parla di certezze si riferisce sicuramente anche alla chiave difensiva. Se il Catania saprà ritrovare la solidità che nelle prime 32 giornate è mancata solo 2 volte, a Cosenza e a Potenza col Sorrento, saprà garantirsi una chiave importante per gli spareggi promozione. Certo, non c'è la sicurezza di Di Gennaro, ma soluzioni e interscambiabilità non mancano nemmeno nel reparto arretrato. Da Celli ad Allegretto, da Ierardi a Pieraccini, tutti giocatori adattabili, anche l'ultimo con caratteristiche di velocità che potrebbero renderlo utile pure al centro, dove possono prendere posto Miceli e Carnielutti. Tante soluzioni per un unico obiettivo, da coltivare insieme al resto della squadra, compreso ovviamente un portiere come Dini, spesso autore di ottime parate. Chiudere la porta per playoff più sicuri. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.